È tutto pronto, il sole accoglie con una splendida giornata questa 11ª edizione, Paolo, in una location che la mia sensazione è ancora più accogliente delle precedenti. Ma sì, la fiera è sempre stata un'ipotesi molto importante, però non avevo mai avuto l'occasione di poterla sfruttare così com'è, con una serie di impianti che si confanno molto bene al buddismo e alla possibilità di fare una bella mezza maratona. 4.000 partenti sono numeri da grande evento che sta iniziando a fare eco a livello nazionale e internazionale. Beh, sono molto importanti. Noi puntiamo di anno in anno a confermarci, poi se viene qualcosa di più siamo contenti. Said Budalia, ma 10 nazioni rappresentate, io ogni anno te lo chiedo qua, qualche istante prima della partenza chi vincerà, alla fine tu cosa dici questa volta? Ma se la giocheranno tra Said, Midar Hisham, ma anche Pasquale Rutigliano, insomma penso ci sia lotta davanti. Massimo, qui c'è da verificare la tenuta atletica, siete da un evento all'altro, prima il basket, poi le bocce, oggi anche la Cagliari Respira, ma la tenuta atletica regge? Allora, sicuramente un dicembre è caldissimo per i nostri ragazzi, però come vedete sono belli, carichi e penso che reggano. Il problema è riusciremo noi a portarli alla fine di questa bella corsa, perché alla fine siamo belli, carichi e abbastanza tirati questo periodo, quindi però arriveremo felicissimi al traguardo con le nostre maglie rosse, i nostri palloncini puntuali anche quest'anno in occasione della Cagliari Respira. Pieno rispetto dei pronostici della vigilia. Come ci si attendeva è stata infatti ancora una Cagliari Respira nel segno di Said Budalia. Il marocchino della Cagliari Marathon Club ha messo insieme l'8° sigillo in carriera, chiudendo i 21 km in 1 ora, 7 primi e 38 secondi. Diciamo che dopo un paio di chilometri, subito sul rettilineo verso il centro, io ho provato a allungare, un po' di sollevare un po' il ritmo, sono venuti sotto, però il mio compito era quello di portare a casa questa gara con un tempo alla grandezza, perché gli organizzatori veramente hanno fatto una bella manifestazione. Ne hai viste davvero tante, cosa ne pensi di questa location nuova, arrivo e partenza? La sensazione è che sia un po' più raccolta la gara qui alla fiera, no? Ma arrivare in campo d'atletica è sempre bello, però arrivare qui ci dà l'opportunità anche alla società di organizzare il meglio, perché ci sarà anche uno stand, ci sarà la possibilità di avere un'esposizione, e quindi è una location che è molto bella anche per il progetto che la gara va in crescita, perciò hanno bisogno di numeri, quindi qui è una zona in cui ci permette di completare al completo l'organizzazione.
cittadino di Cagliari che questa volta ha deciso di cambiare prospettiva, la gara guardarla dall'interno. Sì, non sono stato benissimo nei giorni precedenti, ho perso 3,5 kg in 7 giorni, fare anche la mezza maratona sarebbe stato mettere a rischio il fisico, no? La verità è che volevo partecipare, volevo vedere tutto il percorso e quindi solo in bici è possibile farlo non essendo allenati, e invece poi ho visto tanti professionisti e tante cittadine e tanti cittadini che hanno partecipato a una bella giornata di sole senza nessuna ambizione sportiva, semplicemente per passeggiare insieme o per manifestare insieme. C'era l'associazione per il ricordo delle vittime della Moby Prince, partecipano le associazioni per la lotta contro il cancro, insomma è un momento anche perché ognuno insieme ad altri partecipi per testimoniare un'esigenza che poi riguarda tutti, di benessere e di vita sana. 4.000 partenti e la sensazione che anche la città non appassionata di sport abbia veramente accolto con grande favore questa iniziativa. Sì, anche le auto, ho visto il traffico molto tranquillo, senza persone che suonavano il clacson per niente di tutto ciò, quindi mi sembra che abbia reagito molto bene. C'è anche una percezione di ricaduta economica, i flussi turistici legati allo sport, per la Cagliari e per la Sardegna. C'è anche questo elemento che secondo me ormai sta diventando patrimonio di tutti noi, la consapevolezza da parte dei cittadini che sono iniziative di sport ma che portano economia e turismo. Nel fiume di partecipanti, quasi 4.000, anche chi, come Valeria Picciau, ha trovato nella corsa l'energia per dare una spallata a un momento difficile della vita. L'unico messaggio oggi è quello che di cancro si vive. Io e le mie compagne ci siamo allenate, abbiamo fatto la nostra battaglia e oggi l'abbiamo vissuta. Abbiamo realizzato il nostro sogno, ma il sogno più grande è che almeno uno di voi oggi capisca che il cancro non è morte, ma dal cancro si può vivere. Io ne sono una testimonianza. Un anno fa ho fatto la passeggiata di 6 km mentre facevo la chemioterapia. Oggi ho fatto la 10 km, quasi tutta correndo, e sto bene. Quindi questo è il messaggio che voglio dare a tutti. La gara ha visto subito Budalia prendere l'iniziativa e fare l'andatura. A seguirlo il pugliese Pasquale Rutigliano e il polacco Maciek Mierzeko, iscritto all'ultima ora come rankard. Sì, sono venuto sperando di vincere, però non è andata così, però va bene lo stesso, perché vengo da tante gare lunghe e quindi oggi mi era difficile velocizzare un po'. Comunque è andata bene, mi è piaciuta la gara. Raccontaci un po' la gara, è partito subito forte Budalia. Sì, è partito forte, io ho provato a stargli dietro, però lui non so come fa, 50 anni, è un fenomeno a fare certi tempi, quindi complimenti a lui e vediamo l'anno prossimo. Molto più netto il successo della pluriprimatista sarda del mezzofondo Claudia Pinna. La sangavinese del Cuscagliari ha fatto corsa di testa solitaria, chiudendo 13ª assoluta con l'ottimo 1 ora, 15 primi e 44 secondi. Sì, questa volta ho trovato un po' la condizione, ho avuto un po' più di coraggio, effettivamente sapevo che potevo correre meglio rispetto a una fase di carico con cui invece ero arrivata auta, quindi devo dire che sono soddisfatta. Vedete, una bellissima gara, forse una delle più belle qua in Sardegna, con una location diversa, l'arrivo e la partenza dalla fiera. Sì, vabbè, certo, a me magari arrivare nello stadio, in pista, magari che sono andata in pista è tutto un altro fascino effettivamente, però per me Cagliari rimane la gara più bella che c'è in Sardegna, senza ombra di dubbio. Poi tocca vari quartieri, insomma, anche lungo il Poetto c'erano le bande musicali un po' che ricorda un po' le maratone, insomma, del nord Europa, quindi devo dire che l'organizzazione
effettivamente è impeccabile il percorso suggestivo, quindi la temperatura ideale, Cagliari merita veramente di crescere. Carla Sipario, su questa 11ª edizione della Cagliari Respira, che bilancio possiamo fare? No, un bilancio positivo, dal numero dei partecipanti al risultato del campo, che ha dato anche ottimi tempi, al di là di magari vincitori quasi scontati, quindi Said, Claudia, eccetera. Eccellenza nell'organizzazione, in effetti eccellenza anche dal punto di vista del merito sportivo. Ti porti in casa il portacolori della Cagliari Marathon, Budalia, che vince l'8ª volta, insomma davvero tutto alla grande. Ma sì, lui è veramente un Highlander, un evergreen che insomma ci sorprende sempre di più. Insomma, quest'anno ha ottenuto un risultato 1:6:36 che nel ranking europeo è il secondo posto all time della mezza maratona, quindi ha un record. Qui non l'ha potuto ripetere, diciamo, perché comunque le condizioni atmosferiche, il vento del Parco del Molentargius gioca sempre un ruolo sfavorevole, però è andata benissimo altrettanto. C'è qualche idea che ti frulla per la testa sull'edizione numero 12? Ma no, se dovessimo stare all'interno di questa area si possono fare tante cose. È logico che è la prima volta che organizzavamo qua con poco preavviso rispetto al fatto che appunto si dovesse traslocare dal Campo Conia qui, quindi insomma sicuramente miglioreremo.